Bene, eccoci qua anche oggi, il territorio dove spariscono 3 imprenditori al giorno e anche molti operai. Sembra un titolo da cronaca, in realtà non è così, parliamo di economia. Il merito di questa provocazione è di Confappi Padova, di cui ospitiamo il presidente Carlo Valerio, meglio ancora il merito è del centro studi, Fabbrica Padova, è proprio così. di Confappi. Perché analizzando alcuni dati forniti dalla Camera di Commercio si sono accorti proprio di questo, insomma. C'è un trend nel corso degli anni più recenti che sta a significare come l'imprenditoria, il numero degli imprenditori continui a diminuire, perlomeno diminuisce quello di matrice italiana, definiamola così, viene sostituito da imprenditori foresti, ma altrettanto succede per quanto riguarda la manodopera e in particolare per quanto riguarda appunto la classe operaia, la mitica classe operaia di una volta. Pare che i giovani non vogliano più fare gli operai, così come mi sembra azzeccato il paragone, anni fa non volevano più fare gli agricoltori. Ricordo una indagine della CIA, la Confederazione Italiana degli Agricoltori, che diceva proprio che i giovani non volevano fare gli agricoltori perché era una professione socialmente non riconosciuta. Questi sono i temi della nostra puntata in cui naturalmente faremo anche un accenno alle scelte economiche del governo e quanto sta avvenendo in questo momento. Però partiamo da questo dato. Voi un po' in controtendenza state affermando che il patrimonio di imprenditori, così come di manodopera straniera, è fondamentale per la sussistenza del nostro sistema economico. Giusto? Sì, noi segnaliamo il fatto questi dati. che... Sì, certo che al di là di tutta la cortina ideologica che c'è sugli stranieri in Italia, bisogna tener conto dei fatti. E i fatti sono che molti settori della nostra vita sono a questo punto presidiati, cioè i servizi vengono resi da persone che non sono italiane. E questo succede perché? Per quanto riguarda gli imprenditori in particolare. Allora, il tema delle aziende che scompaiono, cioè delle imprese che scompaiono, è quello centrale intorno al quale poi si sono sviluppate tutte le altre considerazioni. Naturalmente quando parliamo di imprese intendiamo tutte le imprese, perché questi sono dati elaborati da noi su dati della Camera di Commercio. Quindi ci sono imprese anche molto piccole, ma il dato che è interessante è che le imprese italiane, perché l'impresa deve registrarsi con nome e cognome, quindi si sa da chi è fondata, le imprese italiane sono in continuo calo, le imprese di stranieri sono in continua progressione. Questo vuol dire che ci sono molte cose che prima facevano gli italiani che adesso le fa qualcun altro. E la domanda è: come mai succede questo? Succede questo perché ci sono alcuni settori che non sono più considerati appetibili da noi, forse perché negli anni si è creata una mentalità che toglieva pian piano dignità al lavoro in senso assoluto, cercando di dare invece un'immagine anche sociale ad altri lavori che sono considerati più interessanti o più di moda o più in grado di dire ah sì, io sono questo, invece io sono operaio. La considerazione sugli agricoltori è perfetta proprio, perché è cominciato da là forse il cambiamento, che poi adesso dovrà avvenire anche nel mondo operaio, chiamiamolo così. L'agricoltore di una volta era considerato quello che era chino sulla terra e che faceva solo tanta fatica. Poi ci si è resi conto che la terra trattata in un altro modo poteva rendere parecchio e poteva anche liberare molte energie di chi volesse capire meglio e imparare meglio a fare le cose. E quindi c'è stato un ritorno di giovani all'agricoltura, che fanno un lavoro che non è più quello di zappare la terra, certo, ma è quello di organizzare tenendo conto di una serie di fattori. Infatti è cambiato anche il nome, da contadino oggi a imprenditore agricolo. Perfetto. E dà anche molte soddisfazioni, perché è un mondo che si apre continuamente. Nel mondo, diciamo, operaio succede la stessa cosa. Gli operai non sono più
quelli di una volta che lavoravano in catena e che quindi non avevano bisogno di nessuna particolare in preparazione. Catena di montaggio, sì. ovviamente. Scusate, sì. No, e quello succedeva molto prima. E sono invece tecnici che devono essere preparati per poter fare dei lavori sulle macchine di nuova generazione che hanno bisogno di una grande preparazione. E per cui ci dovrà essere un ritorno al rispetto del lavoro in generale e alla valutazione di lavori che sono considerati di seconda categoria adesso perché socialmente sono poco appetibili e che invece sono fondamentali e oltre a tutto meglio remunerati a questo punto di altri lavori più organizzativi che invece sembra siano tanto di moda. Tornando per un attimo agli imprenditori, abbiamo detto diminuiscono le imprese, sono soprattutto imprese italiane quelle che scompaiono, sì, e aumentano gli imprenditori stranieri. Ma il saldo per quanto riguarda il numero dei posti di lavoro è lo stesso, voglio dire, perché potrebbe essere che le imprese italiane che scompaiono siano imprese strutturate, mentre l'imprenditoria straniera è fatta fondamentalmente da una persona e magari la famiglia, ecco. Questo non l'avete analizzato? Questo è un altro aspetto importante. Dicevamo prima che parliamo di imprese e imprenditori di dati della Camera di Commercio, certo. Quindi, forse mi ripeto, chiudere un negozio è un'impresa, quindi quando chiudo un negozio è un saldo negativo. Quindi bisognerebbe andare ad analizzare, e questo lo stiamo facendo, che cosa è andato via, e bisogna anche andare ad analizzare, questo è un altro studio che stiamo facendo, chi è impiegato e impegnato nelle imprese nuove di non cittadini italiani, perché anche questo sarà interessante vedere che cosa provoca. Per esempio, una cosa che io ho cominciato a notare, in alcuni ristoranti cinesi ci sono camerieri giovani italiani. E questo sembra banale, ma è un cambio importante perché ci dice che qualcosa sta succedendo. Beh, anche perché ormai anche gli stranieri cominciamo ad avere stranieri di seconda o di terza generazione, quindi certo. L'etnia è diversa, ormai sono italiani. Sì, certamente sono italiani, ma voglio proprio dire, siccome nel caso specifico l'aspetto è evidentemente diverso, si vede che ci sono delle persone italiane che lavorano per altri, e tutto questo comunque non deve essere usato né come un elemento per terrorizzare la gente né come un elemento per dire sì, sono tutti buoni, va tutto bene, perché sono i due atteggiamenti che stanno rovinando questa nazione, perché facendo così non si va mai a vedere che cosa succede, si prendono posizioni ideologiche e poi non si riesce a governare ciò che avviene. E a proposito di questo, allora arriviamo all'attualità. Giudizio sulla manovra economica in atto? Allora, o annunciata? Ecco, è già questo, la manovra economica è annunciata, non è in atto, non sappiamo neanche che cosa c'è dentro. Io sentivo che il vice primo ministro, che parla sempre in prima persona, come l'altro vice primo ministro, come tutti i ministri che noi sentiamo parlare, notatelo, parlano sempre in prima persona. Io ho detto, io ho fatto, io farò, io ho deciso. Io non so se questo, e sto dicendo io anch'io stavolta, non so se questo sia l'atteggiamento giusto, ma quando si governa una nazione dovrebbe sempre essere noi, perché di noi stiamo parlando, non di me. Vabbè. Stamattina diceva che loro sono un po' arrabbiati con l'Europa, con la Commissione europea, perché loro vorrebbero poter presentare la manovra prima che vengano dei giudizi negativi da parte della Commissione e poi dei mercati in generale. Però i passaggi sono due. Quello che è stato presentato l'altro giorno non è la manovra economica, è la dichiarazione di come verranno impostati i limiti del debito, del deficit, che era una cosa dovuta all'Europa, nella quale noi eravamo già in grave ritardo, perché avrebbe dovuto essere comunicato in maggio-giugno. Quindi quello hanno fatto. Là dentro non c'è ancora una manovra, la manovra la vedremo.
Certo che alcune impostazioni di fondo ci lasciano piuttosto perplessi, diciamo così. Preoccupato. Siamo abituati a non preoccuparci più di tanto, per fortuna, però la perplessità, diciamo che è un modo elegante e gentile per dire che siamo abbastanza preoccupati, perché ancora una volta non c'è una visione generale, non c'è un indirizzo tracciato. Questo governo, che è nato in modo molto particolare, mettendo insieme due visioni parecchio diverse fra loro, che si erano esposte anche con gli elettori, esagerando alcune promesse, continua a mostrare i suoi limiti, cioè non c'è una visione generale, c'è una spartizione, diciamo così. Io mi occupo di queste cose che mi daranno lustro e visibilità, tu ti occupi di quell'altra, io non vengo a discutere sulla tua e tu non vieni a discutere sulla mia. È come se un matrimonio, invece che essere una visione generale di una vita, fosse basato solo su un contratto che dice io faccio questo e tu fai quello. Funziona, a volte funziona, però insomma magari il clima non dovrebbe essere quello. Ecco. Grazie, così la pensa Carlo Valerio, che è il presidente di Confapi Padova, che ringraziamo per la sua presenza in studio e cui facciamo i complimenti come associazione per il lavoro che sta svolgendo di analisi dei dati sul territorio. Grazie, alla prossima.